Spezzatino delle banche venete è l'ultima ipotesi circolante sul futuro di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Del resto mancava nella rosa delle possibili soluzioni di salvataggio di quelle che erano i forzieri del Veneto, ora sempre più svuotati, soprattutto di credibilità. La notizia circolerebbe già da qualche giorno sui tavoli di Intesa San Paolo, Unicredit, ma anche la banca d'affari Rothschild, chiamata direttamente dal ministro Padoan a individuare possibili capitani coraggiosi internazionali disposti a sborsare quel 1.200.000.000 voluti dall'Europa per dare il via a tutta l'operazione recupero banche venete. Nel documento verrebbe fatto il piano di costi per creare delle due banche una banca buona, una good bank, con clientela, disponibilità finanziaria e supporto statale, e una banca cattiva, una bad bank, con crediti definiti non esigibili e altre negatività destinate al fallimento. Sfumerebbe così tutto il piano costruito finora e i milioni messi a disposizione dello Stato non servirebbero più a rilanciare la prevista fusione, piuttosto a ripianare i debiti che nemmeno la svendita dei crediti incagliati riuscirebbe a pagare. E questo mentre dall'Europa arrivano segnali positivi invece proprio sul piano bloccato da Bruxelles. Insomma, tutto costantemente in alto mare per Veneto Banca e la Vicentina. Intanto il tempo passa e la credibilità, soprattutto il valore delle nostre banche, continua a scendere.